Sembrano le immagini del preludio di un'apocalisse, invece è quanto accaduto ieri a Verona, dove un violentissimo maltempo si è abbattuto sulla provincia, ma soprattutto nella città. Quello del supermercato Eurospin non è l'unico tetto spazzato via, centinaia anche gli alberi rasi al suolo. Alle 18 il cielo si è fatto nero, in pochi istanti il caos. In appena 10 minuti la città è stata travolta da un inferno di vento, grandine e pioggia. Sono stati oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto nelle zone di Borgo Trento, Veronetta e la zona nord della città, con raffiche di vento che hanno superato i 100 km orari, con picchi mai raggiunti prima a Salizzole, dove sono stati toccati 116 km orari, e Sorgà, dove sono stati toccati gli 84. In città, nei vari quartieri, questo soprattutto in quartiere di Borgo Roma ha avuto i danni maggiori, ma un po' tutta la città è stata colpita da questa combinazione di pioggia e vento. Ci sono state anche situazioni pesanti, nel senso di tetti scoperchiati, danni ingenti, non solo alberi caduti sulle varie vetture, che ovviamente ci fanno correre perché non sappiamo mai se all'interno delle vetture ci sono occupanti o meno, quindi sono situazioni che vanno attenzionate. Centinaia gli alberi crollati, molti finiti sopra auto parcheggiate, momenti di terrore anche nella pizzeria Grotta Azzurra 2, dove le tegole del tetto sono volate in strada, fortunatamente senza causare feriti. E nel vicino centro commerciale Adigeo la forza del vento ha divelto le porte scorrevoli, seminando il panico tra i clienti presenti. Il vento è stato molto forte, si è trattato di fatto di una trombadale, un uragano, ha colpito la nostra zona, il nostro centro, ma non ci sono stati danni a persone, ovviamente la priorità, e danni limitati a cose. Le porte d'ingresso pedonale sono state scardinate, ma sono state prontamente ripristinate dai nostri tecnici già ieri sera, quindi nessun problema per la fruizione del centro. Dalle 18 di ieri la città è sprofondata nel finimondo, grandine, pioggia torrenziale, temperature precipitate da 23 gradi a 12 in pochi minuti. Strade chiuse, traffico in tilt, parchi cittadini serrati per il rischio di nuovi crolli, e mentre si contano ancora i danni, Verona prova a rialzarsi dopo una serata da incubo.